Parliamo delle nuove schede che attualmente sono in discussione in commissione, come si trasforma la sanità padovana con le nuove schede, in virtù del fatto del nuovo policlinico universitario ad est della città che nascerà, dello IOV che si rafforza, del Sant'Antonio che entrerà a fare un corpo unico con l'azienda ospedaliera e con l'Ulse 6 Eugania che nel territorio della provincia, da Piove di Sacco a Schiavonia, da Cittadella a Campo San Piero, specializza e si rafforza ancora di più nei suoi presidi ospedalieri. Cosa importante raccontare e dire questa sera che il Sant'Antonio non chiude, anzi il Sant'Antonio si rafforza nel connubio dell'azienda ospedaliera, del rapporto con l'università e soprattutto nell'avvento prossimo del nuovo policlinico universitario. Sarà facile vederlo perché le schede sanitarie rappresentano in maniera unitaria quello che sono sia i posti letto sia le apicalità che prima facevano parte del Giustinianeo e del Sant'Antonio. Ci sarà anche il sottosegretario che ci parlerà dello stato dell'autonomia, ovvero quanto il Veneto ha chiesto in materia di delega della sanità, che per i veneti è importantissimo. Non dimentichiamoci che i costi standard applicati in sanità farebbero risparmiare a questo Paese, a questo Stato, 30 miliardi di euro e per la Regione Veneto vorrebbe dire oltre 1 miliardo di euro in più da spendere per i servizi sanitari dei cittadini. È una serata importantissima e ovviamente il parterre, gli ospiti sono importanti, avremo modo anche tecnicamente di sentirlo dai direttori presenti. Il piano sociosanitario 2019-2023 è una continuazione del piano precedente, quindi non abbiamo messo mano alla rete e quindi le reti ospedalieri, gli hub, gli SPOC, le reti cliniche, i centri di riferimento regionale. Abbiamo però lanciato quelle che sono oggi le problematiche, le nuove sfide, quindi il problema della cronicità, perché viviamo oggi tutti più a lungo ma con più problemi e quindi la necessità di essere accompagnati in questo percorso. La non autosufficienza, la proposizione che noi abbiamo è di numeri importanti per la non autosufficienza, quindi dobbiamo attrezzarci ad affrontare anche questa emergenza. E poi il collegamento con il territorio, quindi la parte sanitaria e la parte territoriale, che anche con la legge di riforma del sistema sanitario avevamo già improntato con un ruolo importante e strategico ai 26 distretti che ci sono oggi in Veneto. Nelle schede c'è la previsione del nuovo polo di Padova Est, polo ad alta direzione universitaria, centri specializzati, alta intensità specifici, centri regionali importanti e quindi un polo effettivamente importante all'avanguardia non solo per la regione Veneto ma per oltre i confini del Veneto. Accanto il Giustinianeo che continuerà ad essere il polo cittadino, però io credo che quello che dobbiamo dire in questo momento è rassicurare i padovani che non perderanno il loro ospedale di riferimento, oggi il Sant'Antonio continuerà ad avere la stessa funzione chiaramente finché non ci sarà la realizzazione e la costruzione del nuovo polo. Noi continuiamo a dire che autonomia vuol dire maggiore responsabilità ma anche la possibilità di gestire in modo diverso, in modo più flessibile, in modo diverso le risorse che oggi abbiamo. Quando parliamo di autonomia in sanità pensiamo all'autonomia per quanto riguarda il personale, oggi è un dramma il fatto che non riusciamo a trovare medici e quindi tutti quegli accorgimenti che potremmo fare per cercare di reclutare più personale vanno nella direzione dei pacchetti che sono inseriti all'interno dell'autonomia, ma anche come quello di poter gestire i finanziamenti che ci arrivano oggi da Roma ma con più flessibilità e quindi più in base a quelle che sono le esigenze dei territori.